Il papà di Marco appunto lavorava alle poste, quindi abitava su un alloggio delle poste, sulle case delle poste, e che io conoscevo benissimo perché erano clienti miei che ogni due o tre volte all'anno venivano in pizzeria, facevano una festa con tutta la famiglia unita, quindi con i nipoti, mogli e quant'altro. È una famiglia speciale, stupenda, quindi non ho parole per dire il mio dolore, perché sono persone di una qualità rara. La comunità di Favaro Veneto è sconvolta all'indomani dell'incidente in cui hanno perso la vita Maria Grazia Zuin, 65enne che viveva nella zona di Cassolaro col marito Lucio Potente, nonna di Mattia, morto investito anche lui a 2 anni insieme al papà Marco Antoniello di 48, i cui genitori vivono in via Montecelo. 2 famiglie conosciute come conosciuto era Marco. Una persona tranquilla, mai fuori dalle righe, non l'ho mai visto alterato, ma sempre preciso. Lavorava ad Ese, quindi conoscevo anche la ditta dove lavoravano, dove lui lavorava appunto, e quindi un ragazzo dove potevi fare affidamento sempre. Conosco la famiglia, i genitori, erano delle bravissime persone e anche lui perché giocavamo a calcio su questo campetto qui e ho dei gran bei ricordi e ti dico non so dire altro perché ci sono rimasto molto male e mi dispiace. Siamo tutti molto scossi, siamo sconvolti, vogliamo esprimere a nome della comunità di Favaro Veneto il nostro cordoglio, le più sentite condoglianze e un sentimento di vicinanza alle famiglie coinvolte da questa tragedia immane, da questo dolore immenso. Abbiamo sentito indirettamente il papà di Marco questa mattina che poverino stava piangendo e che ci ha detto che fino a lunedì non potranno nemmeno vedere le salme dei loro parenti, dei loro cari, perché gli inquirenti devono fare le loro indagini. Noi a Cassolaro il 9 luglio avremmo dovuto fare la festa della Trebbiatura, abbiamo annullato l'evento, ovviamente nel rispetto di quello che è accaduto ieri, che ripeto è una tragedia immane, un dramma senza senso perché, ripeto, sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Ferita ma non in pericolo di vita è Elena, figlia di Lucio Potente che si è salvato ma che era sul luogo dell'incidente, e dell'altra vittima Maria Grazia Zuin, ex dipendente dell'Ulstre come anche il marito. La Maria Grazia è nata qua e quindi la conoscevo molto bene e da una quindicina d'anni ha comprato la casa di mia cognata, la Irma, sua zia, che era cugina di sua mamma. E niente, l'abbiamo vista crescere e purtroppo l'abbiamo vista morire. Era disponibile, dolce, una ragazza che si dava spontaneamente a tutto.